l'amore con una presenza, vedono l'amore con una conoscenza. Allora, parliamo innanzitutto noi, l'argomento della settimana praticamente è l'amore. Ho capito. Esatto, a differenza praticamente dell'amore di una volta praticamente i giovani, parlo di 15-20 anni fa, avevano un certo modo di conoscersi, di farsi le fusa praticamente. Oggi come oggi invece i giovani sono cambiati. Secondo lei che cosa ne pensa praticamente di questa differenza tra 15 anni fa? Ma io credo la differenza è stata del progresso etico, si è cresciuto, crescendo si ragiona in modo diverso perché i nostri genitori, noi abbiamo avuto un'educazione diversa, quindi avendo un'educazione diversa, l'amore, la cognizione, poi la donna raggiunge dei progressi contesti da parte della società, tutto quanto per cui raggiungendo un fine coerente che può portare secondo quanto per cercare, credo che l'amore ora è una parità di lavoro, di interesse, di conoscenza, e quindi progredendo la donna, l'amore, la concezione, l'approccio dell'uomo verso la donna è diverso, quindi c'è una concezione diversa, ipotetiche che può portare a conoscere la vita incoerente e può portare a conoscere una concezione così che può portare. La ringrazio sì, per... Un'altra cosa, parlando sempre di amore, esatto, come pensa lei praticamente 15 anni fa, quando per esempio i giovani si corteggiavano a vicenda e riuscivano, nonostante praticamente tutte queste, tutte queste effusioni d'amore che duravano parecchio, l'orario a casa, la suocera... La partizione dell'amore che tu condividi, io credo che una volta, ti ho detto, tu hai una domanda a cui tu credo che hai dato un'interpretazione, ma la risposta è perché l'amore è diverso secondo l'ideologia concepita, perché la partizione dell'amore è diversa secondo la conoscenza che viene indicata e condivisa, l'amore è riproposto secondo tu diversamente, perché la cognizione della donna è emancipazione, tu la devi vedere avendo l'emancipazione della donna, la donna non cerca più l'aiuto del padre, l'amore, la donna cerca l'aiuto di se stessa per raggiungere il fine. Ecco la diversità di allora oggi, secondo me. Esatto, un'altra cosa, mentre i giovani d'oggi, quelle praticamente 18-20 anni, che la nuova generazione praticamente, secondo lei come prende questo discorso? Ma guarda, la nuova generazione, io non la vivo una nuova generazione, tu devi portare, perché io non sono sposato, tu devi portare questa conoscenza sugli posti, immaginare che la nuova generazione ancora cresce di più, cresce perché è più progredita e cerca l'affermazione ancora di più, secondo quanto per cercare di apparire apertamente una sua possibilità di vedere l'amore in modo concepito, conosciuto per quello, per cercare di poter dare, di svolgere la sua. Vedo questo, ti ringrazio. Ok, la ringrazio tantissimo.